Benvenuto o benvenuta in una nuova meditazione. Qui il dottor Alessio Veneziano, terapista mente-corpo, fondatore di Neurobalance per la cura dei dolori persistenti. Oggi ti propongo una meditazione un po' diversa del solito. Voglio guidarti a sentire i tuoi dolori, le tue ansie, le tue tensioni fisiche in un modo diverso e nuovo. Voglio portarti alle loro radici. Lascia che ti spieghi. Vedi, i sintomi che vivi oggi, magari quel mal di schiena che non passa da mesi o da anni, magari l'ansia che ti accompagna, anche questa da anni, magari quella tensione al collo, sono come alberi cresciuti dentro di te. Quello che vedi, quello che senti, è solo la parte visibile, la superficie. Quindi sono i rami, sono le foglie. E noi da anni cerchiamo di tagliare quei rami. Andiamo quindi dallo specialista di turno, prendiamo farmaci, facciamo esercizi, cerchiamo le posture corrette, un massaggio decontratturante. Stiamo tagliando i rami, stiamo togliendo le foglie. Ma questi rami e queste foglie ricrescono. Perché? Perché le radici sono ancora lì, dentro. Le radici di questi sintomi sono nel tuo passato. Sono emozioni che hai sentito per la prima volta tanto tempo fa. Magari quando eri bambino. Magari in un momento difficile della tua vita. Magari in un periodo prolungato di stress. E in quel momento non eri riuscito o riuscita a sentire fino in fondo quelle emozioni che chiamiamo emozioni negative. Erano troppo grandi. Allora il tuo sistema nervoso, in un modo molto intelligente, le ha messe da parte, ha congelato quelle sensazioni e ti ha permesso di andare avanti. Ma quella radice, o quelle radici sono rimaste lì sotto, vive in attesa. E con gli anni ha fatto crescere l'albero, che oggi chiamiamo dolore o chiamiamo ansia. Per togliere davvero quell'albero non basta tagliare i rami, bisogna scendere alle radici. E per strappare queste radici, il corpo deve prima sentirle, deve accettare che esistano. Vedi, questa è la differenza tra controllare e guarire. Il controllo taglia i rami, la guarigione sente le radici e le toglie dalla sua terra. E qui c'è qualcosa di importante che voglio dirti. Tra qualche minuto faremo la meditazione insieme. Perché questa cosa cambierà tutto. Tutta la tua vita probabilmente. Quella radice, quell'emozione che è lì da anni, non è cattiva. Non è lì da buttar giù. Non è lì per farti soffrire. Anche se è esattamente quello che hai sperimentato fino ad oggi. Quella radice è una parte di te che chiede solo di essere vista. È un bambino disperso nella foresta, che da anni cerca qualcuno che torni a prenderlo. E quel qualcuno oggi sei te. C'è un'ultima cosa prima di iniziare. Tu non sei questi dolori. Tu non sei queste ansie. Tu hai un dolore. Tu stai soffrendo d'ansia. Ma non sei loro. Queste sono parti di te, ma non la tua essenza. Tu sei qualcosa di più grande. Tu sei quello che le contiene tutte. E questo da solo è già un riequilibrio del tuo sistema nervoso. Capire che non sei quelle ansie. Capire che non sei
quei dolori. Ok, adesso ci sarà solo da sentire. Nel momento esatto in cui senti, senza giudicare, senza voler risolvere, stai già riportando in equilibrio qualcosa che per anni è stato odiato, rifiutato, controllato. Trova adesso una posizione comoda e nei prossimi 20 minuti non c'è nulla di più importante che rimanere qui. Iniziamo. Ti chiedo di chiudere dolcemente gli occhi adesso. Lascia che le palpebre si appoggino come tende leggere. Non c'è niente da forzare. Porta l'attenzione al corpo e al suo peso. Senti la superficie sotto di te. Forse c'è una sedia, forse il divano, il letto, magari il pavimento. Permetti al corpo di affidarsi completamente alla gravità. Vedi, non sei tu a sostenerti adesso. È la madre terra che ti regge. Lascia andare ogni grammo del tuo peso nella superficie sottostante. Ogni parte che si lascia andare adesso insegna al sistema nervoso che qui e ora è sicuro stare. Porta adesso l'attenzione ai tuoi piedi, come se accendessi un piccolo riflettore di luce calda alla pianta dei piedi. Senti il contatto con la superficie e immagina che dai tuoi piedi adesso scendano delle radici lente in profondità verso il basso. Queste sono radici buone, radici di te, della tua essenza. Con ogni respiro queste radici scendono ancora più giù, attraverso il pavimento, attraversano la terra e scendono nel cuore caldo del pianeta, dove sei ancorato. Vedi, adesso sei parte di questa terra. E lascia andare il respiro adesso. Non lo controllare, lascialo semplicemente fluire. Porta lo sguardo interiore al tuo respiro. Non c'è nulla da controllare, nulla da modificare. Osserva semplicemente l'aria che entra dalle radici, fresca, e l'aria che esce, tiepida. Non sei tu a respirare, è il respiro che ti attraversa. Ogni ispirazione porta dello spazio dentro di te e ogni espirazione porta del rilascio. Non c'è nulla da far bene o male. Rimani qui, nel presente adesso. Ora ti chiedo di portare l'attenzione al tuo corpo, scansionando dalla testa ai piedi, con la tua consapevolezza. E nota semplicemente dove
in questo preciso momento si trova un sintomo, un disagio, una tensione, un dolore, un bruciore, magari una pressione, contrazione, o magari un senso d'ansia. Non scegliere con la mente, lascia che il corpo ti indichi il punto o l'area, magari nel petto o nello stomaco, magari nella gola o nel collo, ovunque essa sia. Quando hai trovato quel punto, quell'area, posa lì la tua attenzione e con curiosità vedi questo punto, quest'area, come il tuo albero. Quello che senti è la parte visibile, i rami, le foglie. E adesso non vogliamo tagliarli, non vogliamo cambiarli. Vogliamo solo guardarli semplicemente come si guarda un albero in un giardino. In questo momento stiamo notando le sensazioni corporee di questo albero. Tu non sei quell'albero. Tu non sei quelle sensazioni corporee, perché le puoi adesso notare. Vedi, fino ad oggi forse hai detto: io sono ansioso, ansiosa, io ho quel mal di schiena, io sono quel mal di schiena. Queste sono parti di te, non la tua essenza. In questo momento tu sei l'osservatore che le sente. Anche quando il sintomo è presente, tu sei l'osservatore che le sente. Sei lo spazio dentro cui questo sintomo accade. Senti questa differenza adesso, c'è il sintomo, la sensazione, là in quella zona del corpo, e ci sei tu, qui, che lo guardi. Sono due cose diverse. Questo è già una piccola guarigione, se riesci a capire questo e sentire questo. Il tuo cervello sta ricevendo un'informazione nuova, dicendo: non sono in pericolo, non sono col sintomo, lo sto osservando. E ora andiamo più in profondità, sotto quel sintomo, sotto quella sensazione fisica, c'è un'emozione, sempre. In questo momento non c'è da capire né da analizzare, solo da sentire. Se senti del bruciore, magari nello stomaco, nel petto, dietro potrebbe esserci frustrazione, paura, ansia. Quella frustrazione che non hai potuto esprimere, quella che hai dovuto ingoiare, digerire. E magari il bruciore in questo momento è frustrazione che chiede di essere vista. Se senti del dolore, una fitta o una zona pulsante, dietro
potrebbe esserci della rabbia. Rabbia che non avevi il permesso di sentire. Magari in questo momento quella rabbia è ferma e chiede di muoversi ed essere vista. Quella pesantezza nel petto o quella stanchezza profonda dentro di te potrebbe avere dietro della tristezza. Tristezza che hai tenuto dentro per non crollare. Che ti diceva non sei abbastanza. O infine dell'agitazione, del tremore, qualcosa che vorrebbe muoversi ma non può. E lì dietro c'è dell'ansia. E resta in ascolto in questi secondi chiedendoti come mi sento adesso. E adesso chiedi a quella parte di te che senti nel corpo, che può essere dolore, contrazione, bruciore, come si sente adesso. Resta in quella zona del corpo lasciando fluire del respiro, illuminandola di luce. Non cercare di mandarla via e non cercare di risolverla, non cercare di capirla. Sentila in questo momento dal di fuori. Tu sei l'osservatore, l'osservatrice e lascia esistere questa emozione senza volerla cambiare. Il tuo sistema nervoso sta registrando che non è una minaccia e in questo momento esatto cambia tutto. Questa radice adesso si scioglie come una radice che è stata messa nel sole, perde potenza e perde nutrimento. E anche se non te ne accorgi subito, anche se non senti nessun beneficio adesso, sta accadendo. Lasciamo qualche secondo a questo sole di illuminare queste radici che stai esponendo adesso. E ripeti dentro di te: quello che sento è energia che si stava trattenendo dentro di me ed è sicuro per me sentirla adesso. Trova quella parte di te ancora in disagio e dille che anche se si sente così adesso, la stai accettando. Ed è come se radiassi un fascio di luce molto potente su quella zona. Se senti la sensazione che si intensifica per qualche secondo, va bene, significa che l'emozione si sta finalmente muovendo
dopo anni di fermo. Se senti dei tremoli, dei brividi, un sospiro che esce da solo, una lacrima, lascia che accadano. Questi sono modi in cui il sistema nervoso completa dei cicli che erano rimasti aperti da molto tempo. Se invece non senti nulla di particolare, va bene lo stesso, l'ascolto è già sufficiente. Non c'è una versione più giusta di questo lavoro. E ora voglio portarti ancora un po' più giù. E resta in ascolto, dolcemente. Senti queste sensazioni corporee come emozioni che non sono nate oggi, ma nel passato. E sapendo che non esiste lo spazio-tempo, che è tutto nel presente, possiamo andare adesso in quel passato sentendolo oggi. Questa emozione la puoi sentire adesso e l'hai già sentita tanto tempo fa, solo che allora era troppo grande, troppo intensa e ti sei dovuta staccare da lei per sopravvivere. Non cercare adesso un ricordo preciso, non serve. Lascia solo che la mente faccia quello che vuole adesso. Magari farà dei collegamenti con delle immagini, delle scene, degli odori, dei suoni. O magari non arriva niente di chiaro, solo una sensazione vaga del io conosco questa sensazione, è arrivata tanto tempo fa. Questa sensazione ti porta a una radice, con l'immagine di un bambino o una bambina, spersa in una foresta. Questa bambina cerca qualcuno che la accoglie, cammina chiamando il padre o la madre. Nessuno arriva. È come se in questo momento questa bambina si senta completamente debole, sbagliata, da nascondere. E questo bambino, questa bambina è una parte di te, un pezzo di te che ha sentito quell'emozione per la prima volta, tanto tempo fa, ed è rimasta lì congelata in attesa di un ritorno a casa. Ma finalmente questo sole arriva nella foresta e prende per braccio questa bambina e non ha bisogno di sapere chi è, non ha bisogno di sapere cosa ha fatto, cosa è successo, ha solo bisogno di avvicinarsi e inginocchiarsi di fronte a questa bambina, guardarlo negli occhi. Tu in questo momento sei quel sole che può guardare negli occhi questa bambina, questo bambino. Fallo adesso.
dentro di te, dilli o digli ti ho trovato, ti ho trovata. Scusa se ci ho messo così tanto. So che hai aspettato a lungo, so che hai avuto paura, so che pensavi che nessuno sarebbe venuto, ma sono qui adesso. Non sei sbagliata o sbagliato, non sei mai stato il problema. E tu sentivi quello che era giusto sentire. Prendi questo bambino, questa bambina per mano, senti questo contatto dentro il corpo. In quella zona prima dove c'era il sintomo, forse adesso senti del calore, forse senti che qualcosa si ammorbidisce, o magari non senti nulla e va bene lo stesso. Quello che conta è che sei tornato in contatto con quella parte. Adesso lentamente prendi questo bambino e portalo dentro di te. Non come un albero separato che dovrei portare per sempre sopra la schiena, ma come una parte di te che torna a casa, una parte che da oggi non dovrà più gridare attraverso il sintomo, perché ha finalmente uno spazio dove esistere. E queste emozioni, che una volta si sono disregolate, diventano parte del tuo flusso emotivo naturale. Ciò non vuol dire che non sentirai più dolore, frustrazione, rabbia, ma queste emozioni si regoleranno, ma queste emozioni si regolano a dovere, come dovrebbero fare. Ti ricordo che la tua mente non fa differenza tra immaginazione e realtà. Quello che hai appena fatto, il tuo sistema nervoso lo sta registrando come un evento vero e proprio. Una radice si è sciolta. Resta qualche momento qui, senti il corpo nel suo insieme e senti se c'è qualcosa di diverso in te. Il lavoro continuerà anche dopo questa meditazione, nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Ma adesso metti una mano sul cuore e senti il battito. Quel cuore ha continuato a battere dentro di te, anche quando eri occupato a tagliare i rami senza vedere le radici. Ha tenuto duro. E aspettato che tu fossi pronta a scendere in profondità. Dentro di te ringrazialo. Grazie per avermi tenuto in vita fino a qui, grazie per battere ancora. Da oggi scenderò più spesso alle radici. Senti il respiro che continua a fluire naturale. E inizia lentamente a muovere le dita delle mani e dei piedi. Fai un respiro profondo dal naso e lascia andare lentamente dalla bocca. E con calma riapri gli occhi. Complimenti, hai appena fatto un lavoro che molte persone non fanno mai in tutta la loro vita. Sei scesa alle radici.
Hai smesso di tagliare i rami, hai cominciato ad ascoltare quello che c'era sotto. Vedi, quello che hai appena fatto non è una tecnica esoterica segreta. Quando una parte di te, una vecchia emozione si congela, viene finalmente sentita senza giudizio e quindi il tuo cervello riceve un'informazione completamente nuova. Riceve che è sicuro sentire, riceve che quella emozione non era una minaccia da bloccare, ma un messaggio da ascoltare. E in questo momento le radici perdono un po' della sua forza, l'albero comincia a indebolirsi dall'interno, non dall'esterno. E magari nei prossimi giorni ti capiterà di sentire delle nuove emozioni, magari ti capiterà di piangere senza un motivo apparente, magari ti capiterà di provare una stanchezza leggermente diversa, magari il sintomo si sposterà, magari diminuirà, magari ti capiterà di ricordare qualcosa del tuo passato. Tutto questo va bene, è sintomo che sei in un processo di evoluzione e che il sistema nervoso sta continuando a integrare. Una cosa importante voglio ricordarti prima di lasciarti, che non c'è niente da capire, niente da analizzare, niente da risolvere. Devi solo continuare a sentire ogni volta che il sintomo torna a bussare. Senti come guarderesti un bambino sperso nella foresta. E quello è già un lavoro, quello è già un riequilibrio. Se soffri di dolori persistenti o ansia persistente e non è ancora risolto, nel link in descrizione trovi la valutazione specialistica che posso offrirti, un primo passo per capire se un percorso più strutturato con me può fare la differenza per la tua situazione. Andremo alle radici, non solo nel taglio dei rami e delle foglie. Spero che questa pratica ti abbia dato qualcosa, spero che il bambino disperso dentro di te abbia sentito una mano sulla spalla. Per adesso è tutto e ci vediamo alla prossima meditazione.